io sono molto onorato di questo incarico prestigioso che mi è stato conferito, tra l'altro nella città dove io sono nato e cresciuto, quindi diciamo è stato anche un regalo per il mio compleanno che ho appena compiuto agli anni, e sono contentissimo di questo incarico e sono consapevole che a questi onori prestigiosi corrispondono oneri molto altrettanto, diciamo, impegnativi, che io assolverò con tutto il mio impegno che ho dato fino adesso. Attenzionato sicuramente i furti che comunque in determinati periodi invadono la città, e non solo la città, le zone limitrofe, e comunque anche quello riguardante le fasce deboli, quindi tutti coloro che in qualche modo vengono fatti oggetto di soprusi e di violenze. Parliamo di donne, bambini, per i quali insomma è stata istituita una sezione particolare nell'ambito della squadra mobile che cura con tutti i protocolli opportuni e di legge appunto la tutela di questi soggetti. Questo è un altro argomento sicuramente attenzionato, ma non di meno comunque altri fenomeni quali la prostituzione e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è sempre più pregnante nel nostro territorio, ma che comunque viene combattuto sempre con risultati molto considerevoli. Altri settori riguardanti la droga, che abbiamo visto gli ottimi e straordinari risultati che abbiamo conseguito grazie alla sezione proprio antidroga che è appunto in seno alla squadra mobile, con i numerosissimi sequestri di stupefacenti e gli arresti che ne sono conseguiti proprio per i reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, soprattutto per quanto riguarda i minori che sempre di più si affacciano a questo mondo degli stupefacenti senza controllo e incrementando sempre la loro attitudine a delinquere con droghe sempre più pericolose e pesanti. Carlo Pinto meritava sicuramente questa mia segnalazione al capo della polizia, lo reputo una persona capace, una persona determinata, una persona seria, e quindi sono convinto che la squadra mobile continuerà a avere i successi, forse anche di più di quelli che ha avuto sino adesso. È un funzionario di Ancona, quindi conosce molto bene le problematiche della città. È una persona che già ha attraversato altri momenti difficili dal punto di vista della criminalità, e so che saprà affrontarne altri, ma soprattutto saprà portare i giusti successi a quella che è la lotta contro la criminalità e quindi contro questo sistema che tante volte della sicurezza che tante volte viene messo un po' in discussione.